banana, basta. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per la Road to Legenda. Prima di iniziare con il video, oggi è Natale. Praticamente oggi sto registrando, è il 24 e domani sarà Natale, perciò faccio uscire il video domani. Innanzitutto ragazzi, sono arrivato finalmente di nuovo, un'altra volta, in Lega Titano. Allora, innanzitutto andiamo a vedere un attimo qua tutti i cazzoni in Lega Leggenda, prima o poi ci sarò anch'io. Allora, attualmente sono posizionato come 546esimo in tutta Italia con 4103 coppe. Ma la particolarità di questa scalata, quello che sto facendo ora, è che sono arrivato in Lega Titano con solamente, e vi garantisco solamente, l'ausilio di barbari e arcieri e il golem nel castello. Come potete vedere ragazzi, solo ed esclusivamente barbari e arcieri. Non guardate l'ultimo attacco, cazzo, ho failato persino contro un italiano, madonna. Praticamente mi è scoppiata una bomba gigante insieme dove c'avevo tutti i barbari e arcieri e ho failato alla grande. Insomma ragazzi, come potete vedere ho anche ben 10 milioni di oro e 2 muratori liberi. Allora, dato che i miei muratori sono cinesi, io li faccio lavorare anche a Natale perché sono uno stronzo assurdo. Facciamo partire l'artiglieria Aquila, veramente impronunciabile sta roba, a livello 2. Papam! E sono al verde. Cazzo, sono al verde. E dato che abbiamo big money, facciamo partire anche il nuovo eroe a livello 6. Ta-ta! Ok, dato che mi serviranno poi per la difesa e non voglio mandarmi a quel paese in difesa, dato che in difesa qua mi aprono, ogni tanto vinco. Allora ragazzi, vi faccio vedere questa difesa qua, aspettate, qual era questa? Madonna, bug schifoso. Allora, innanzitutto guardate il mio castello, io nel mio castello mi ero messo un mastino e una mongolfiera. E cosa esce dal castello? Un mago e una mongolfiera? Ma che cazzo? Probabilmente poi, riguardando il video che avevo registrato prima, quello che ho dovuto annullare, probabilmente mi avevano donato un golem e un mago perché dovevo attaccare. Però il castello non me l'aveva registrato e io, dato che ok, ho detto ma sì, facciamo una mini pausa, andiamo in difesa. E fanculo, ho detto castello vuoto, come non c'aveva un golem? E mi sono messo mastino e una mongolfiera. Dato che il castello c'aveva tutto sto bug buggato, non mi ha letto né il mastino né i golem, perciò sono usciti solamente la mongolfiera e il mago. Fanculo. Allora, come potete vedere, questo tipo qua era in Lega Titano 1. Ragazzi, minzica. Mi sono fatto passare questa difesa da Harry Frey, l'ho pronunciato giusto stavolta. Praticamente lui mi ha detto prova questa difesa che è veramente una bomba, e devo dire che è una bomba. Però praticamente se non è niente nel castello è un mini cicciolo alla fine, non fa niente, insomma, cioè collegamenti puramente casuali, non a capodanno. Vabbè, allora, come potete vedere qua ero messo abbastanza bene, se non fosse stata per la sua regina al 40 che mi ha steccato il Town Hall. Comunque questo cannone falcone ben presto sarà a livello 2 e sarà una vera e propria potenza, perché sterminerò gli eroi al 40, perché attualmente fa solamente a carezza, fa veramente ben poco. Facciamo per 4, regina prende anche il nero, che stronza del cazzo, boia can. E ha tentato di prendermi anche l'oro. Dato che l'oro non potevo farmelo fottere, ho messo tutto da un lato, dato che devo fare sta artiglieria Aquila. Dato che ho un po' di gemme, ce la gemmiamo anche. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere gli attacchi stupendi che faccio con barbari e arcieri. Qua ho fatto un 100% a un Town Hall 10. Purtroppo non ho il replay. E qua attualmente 2 stelle, sempre 2 stelle ragazzi. Faccio vedere l'ultimo, no, l'ultimo era un Town Hall out, se non mi sbaglio. Sì, peccato, era un Town Hall out, cioè la gente in scalata mette ancora Town Hall out con le stesle, ma siete pazzi, io vi penetro. Vabbè, allora vediamo un altro attacco, vediamo questa com'era. Oh, questa è bella ragazzi, Town Hall 10 maxato. Praticamente sto qua stava per passare a Town Hall livello 11. Però sono arrivato io e penetrato. C'è poco da dire. Pozione salto. Ok ragazzi, praticamente io nelle mie battaglie mi porto sempre una terremoto, una veleno, una pozione salto, 2 furie, 2 gelato. Le gelato mi servono per
benedire la torretta dell'inferno e eventualmente vicino la artiglieria Aquila, impronunciabile. La terremoto mi serve anche perché a volte mi salvo il culetto se tipo la regina non riesce a steccare subito di Town Hall. Metto la terremoto all'ultimo o all'inizio e tank mi aiuta veramente in una maniera assurda. Ok, praticamente qua sono entrato sciallo sciallo e sono penetrato all'interno del villaggio e ragazzi, con questo nuovo aggiornamento si trovano molte più coppe dell'ultima scalata che ho fatto, perciò quest'estate quando ero arrivato in Lega Titano era quasi impossibile, era una cosa difficilissima. Ora cazzo ci arrivo con barbari e arcieri. Ok, doniamo un po' al clan. Ragazzi, dato che non posso attaccare in live, praticamente aspettate che controllo il cronometro. Sì, mi mancano 20 minuti e mi staccano perché tra 20 minuti faccio 6 ore di sessione. E con un'altra cosa, durante i loro aggiornamenti, le loro manutenzioni, la Supercell ha allungato di nuovo le sessioni da 3 a 4 o dopo da 4 a 6. Perciò, yeah, possiamo fare di nuovo le nostre sessioni da nerd da 6 ore. Per chi non sapesse cosa significa sessione, significa un lasso di tempo dove giochi esclusivamente a Clash of Clans e non puoi staccare. Comunque, per quelli che mi chiedono Kai, come cazzo fai a stare 6 ore online su un giochino del cavolo? Semplicemente io con il telefono sto online, con l'iPad guardo Breaking Bad e perciò sono veramente a posto. Ogni tanto tocco il telefono in modo tale da non farmi staccare. Vabbè ragazzi, ora andiamo offline per farci attaccare in live. Va bene, prima di andare offline dobbiamo gemmarci l'artiglieria Aquila, se no ci benedicano. Oh, livello 152. Inoltre dobbiamo gemmarci anche il maghetto, se no ci benedicono. Ta-da! Ok, dato che non c'ho sbatti di aspettare, gemmiamoci il re e la regina. Perfetto, Town Hall tutto al massimo, difese, mastino ok. Ora aspettiamo che qualche stronzetto ci attacchi. Last Christmas, I gave them my heart. No, basta. Ragazzi, per colpa di quella pausa personale non sono potuto rientrare nel mio villaggio. Per fortuna, probabilmente dopo un po' mi hanno attaccato e sono potuto rientrare. Allora, vediamo sto qua. 4696 coppe. Di che clan è? Mai visto? Mega user. Che cavolo è? Vabbè, maxato anche te, ci voleva. Oh, dei mega cazzoni saranno nella classifica mondiale. Vediamo un po'. Migliori clan. 47.000 coppe avevano sti qua. Mega user. Eccoli qua. 36esimi al mondo. Mamma mia, quanto mi fanno incavalcare. Allora, vediamo la difesa. Replay. Ok. Cos'era? Una Gowiwata. Una Gowiwata. Mi attaccano da sopra. Ok, per 2. Golem, spaccamuro, maghi, bastardo, ha usato anche i giganti come supporto. Ah, qua ci sono stato anche i spaccamuro, mi ha terremotato il municipio. Questo qua è stato furbo perché è entrato dal lato del cannone in modo tale da fottermelo subito, perché il cannone a livello 2 è veramente molto pericoloso. Bomba gigante. Vabbè, purtroppo non gli ho fatto saltare niente in aria e solamente c'era il re barbaro e il golem che non ho fatto niente. Mastino! È uscito il mastino! No, il barbaro lo odio perché non gliene frega niente del mastino. E va dritto e prende Town Hall. Madonna minziga, se io lo steccavo prima sto barbaro, forse manco mi faceva la prima stella. Guardatelo, ma tutto fiero questo che mi fotte anche i scheletri. Maledetto. Non aveva manco la regina. LOL. Vabbè. Per 2, per 4. Cane. Cosa? Che bug è? Che bug è? Forse si è arreso secondo me. Ragazzi, prima di chiudere il video volevo farvi vedere un attacco strepitoso. Come ho detto prima, questa scalata lo sto facendo attualmente solamente con barbari e arcieri con l'ausilio del golem castello. In questo attacco sono riuscito a fare ben 3 stelle con barbari e arcieri a un Town Hall 10 totalmente maxato. Provate a pensare la sensazione di questo Town Hall 10 totalmente maxato che viene penetrato in una maniera del genere e gli viene fatto persino la terza stella. Come potete vedere aveva anche un golem nel castello come difesa e aveva i maghetti. Naturalmente io
ci metto anche la veleno, lo benedico, lo brucio e entro nel villaggio. Io quando stavo attaccando non avrei mai pensato che sarei riuscito ad arrivare alla terza stella, però guardando bene gli andamenti degli eroi, probabilmente sono proprio gli eroi che ci garantiscono o il grande successo o il fail madornale. In questo caso ho detto, ma sì, farò 2 stelle e basta, scappo via, però ho visto che il re barbaro stava andando nella direzione giusta, insomma, con quel poco, naturalmente dopo scoppia anche la bomba gigante, con quel poco di vita che rimaneva, è entrato, ha distrutto le torrette dello stregone e la regina con altri barbarelli qua davanti, li ha fatto da paraculo e è entrato dentro sciallo sciallo. E poi naturalmente abbiamo anche il nuovo eroe che non ha niente di attacco, fa solamente di supporto. Anche quel poco che toglie è fondamentale perché alla fine vedrete ho vinto con culo veramente della Madonna. Ok ragazzi, stregone distrutto, mortaio distrutto, manca solamente l'ultima difesa che ci farà danno, è la torretta dello stregone e abbiamo quasi terminato la vita della regina. Ragazzi guardate, regina contro il re, sì, contro il mago, veramente è rimasto un poco così di vita, un poco di niente, veramente ci siamo fatti questo 100% con un culo grande così. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Prima di chiudere il video ragazzi mettetemi almeno 10.000 like perché voglio che mi supportiate al 100% per questa grande serie, perché io per portare questa serie sul mio canale devo farmi sessioni da 6 ore, perciò lo faccio solamente per voi. Ok, ricordatevi 10.000 like e lasciate un commento, un like e seguitemi su tutti gli altri social come Facebook e Instagram che sono sotto in descrizione. E detto troppo, prima di chiudere auguri, buone vacanze, buon Natale e il buon anno ve lo farò in un altro video.